Una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Eccoci qua, siamo tornati in studio per questa puntata di TV7 Match che dedichiamo in buona parte, Ermanno, alle questioni legate all'ambiente, all'inquinamento e alla salute. Apriamo parlando dei PFAS, un tema che abbiamo affrontato più volte, ma diciamo ora non è più un'ipotesi o una stima, c'è uno studio che di fatto ha certificato, dimostrato un'associazione tra l'esposizione ai PFAS e la mortalità. Allora, la nostra industria, l'industria umana sta progredendo, ma non c'è un controllo preventivo di quello che sta facendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno ovviamente fa ricerche e trova soluzioni, magari anche positive da un punto di vista economico, per poter poi produrre e poter vendere i prodotti che si fanno, ma naturalmente gli effetti che questa produzione provoca non è controllata. Allora, partiamo dal concetto e poi parleremo dei PFAS, partiamo dal fatto che i governi e gli stati devono controllare quello che fa l'industria, perché ormai siamo al top. E oggi parleremo di questo, ma parleremo anche delle plastiche, l'illusione delle plastiche riciclabili che non sono riciclabili, se non in minima parte e con costi peraltro superiori alla produzione stessa delle plastiche. Quindi cosa ce ne faremo in futuro delle plastiche? Questo è un altro problema, ma anche questo non c'è un finanziamento in questo senso, si lascia solo all'industria l'iniziativa di poterci guadagnare qualcosa, ma d'altro canto diciamo che l'essere umano è l'oggetto del commercio e non è quello che invece si appropria e si avvantaggia di un'evoluzione diciamo industriale. Tornando ai nostri PFAS, i PFAS ne abbiamo parlato molte volte perché naturalmente sappiamo che sono inquinanti e la certezza che fossero inquinanti nasceva proprio in America, perché all'inizio hanno prodotto grandi quantità di industrie, hanno prodotto grandi quantità di PFAS e addirittura lo Stato ha detto basta. Allora cosa è successo? Ce l'hanno portati in Italia, in Europa e da altre parti e noi naturalmente, siccome siamo diciamo, le colonie americane, abbiamo cominciato a produrre e naturalmente abbiamo inquinato tutta la Valle Padana a tutti i livelli. Ma attenzione, il PFAS non è solo un tipo di PFAS, ce ne sono moltissimi. Di conseguenza adesso sarà difficile anche individuare qual è quello che possiamo in qualche maniera sopportare e quello che invece dobbiamo eliminare. Ma questi PFAS sono eterni, quindi ci troviamo di fronte a una progressiva invasione della tossicità dei PFAS e quindi abbiamo una sorta di pandemia chimica. Con noi abbiamo due diciamo, testimoni che ci racconteranno gli effetti di questo Certo, li presento per voi che siete a casa. Abbiamo con noi in studio il professor Carlo Foresta. Buonasera, professor Buonasera Foresta. A lei. Grazie per essere qui con noi, è un andrologo e membro del Consiglio Superiore di Sanità. Grazie per essere con noi. E saluto in studio la dottoressa Marina Lecis. Buonasera, dottoressa Lecis. Grazie anche a lei per essere con noi, che è una consulente ambientale. Ecco, Ermanno, quello che dicevo prima in apertura, oggi non è più una stima, non è più un'ipotesi, uno studio dell'Università di Padova ha messo in correlazione l'inquinamento all'incremento dei decessi, uno studio che ha interessato in particolare la zona veneta colpita dall'inquinamento dei PFAS. Certamente. E allora partiamo col primo contributo. I PFAS muoiono più i giovani perché sembra che se i PFAS vengono addirittura tramandati, cioè passati da madre a figlio nel momento della concezione, nel momento della crescita,
e naturalmente saranno molto più invasivi e molto più tossici. E allora partiamo col primo contributo che abbiamo preparato con i nostri telespettatori per capire che cosa sono effettivamente questi PFAS, ma anticipiamo che non sappiamo come liberarcene, né abbiamo un governo che abbia bloccato questa produzione e abbia finanziato una ricerca seria in questa direzione. Prego col primo contributo. Ci sono stati quasi 4.000 morti in più di quanto previsto dai dati statistici nei 30 comuni del Veneto, compresi nella cosiddetta fascia rossa, quell'area tra Vicenza, Padova e Verona, dove i PFAS hanno contaminato le falde acquifere per anni. Il drammatico bilancio lo ha rivelato uno studio dell'Università di Padova che ha analizzato i dati della mortalità nei territori inquinati nei 34 anni compresi tra il 1985 e il 2018, portando alla luce l'effetto delle sostanze perfluoro e polifluoroalchiliche sulla salute delle persone. Le date non sono casuali perché l'ARPAV ha stabilito che dal 1984 sono cominciati gli sversamenti di PFAS nelle falde acquifere del Vicentino dallo stabilimento Miteni di Trissino. In pratica, in poco più di 30 anni, i PFAS si sono portati via la popolazione di un piccolo paese. PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, sostanze largamente utilizzate nell'industria, nel settore tessile, ma anche per la produzione di tegami inaderenti, nel Gore-Tex, ma anche per la produzione di armi e nel settore automobilistico e in tanto altro. Le troviamo veramente dappertutto. Lo studio scientifico proverebbe la correlazione tra malattie cardiovascolari e tumorali a causa della contaminazione dell'acqua e degli alimenti da parte delle sostanze chimiche rilasciate dalla Miteni, per la quale, ricordiamo, è in corso in Corte d'Assise a Vicenza un maxi processo contro i 15 manager amministratori delle gestioni Miteni, ICIG e Mitsubishi Corporation che si sono succeduti nel tempo e che sono accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale, reati fallimentari, perché la Miteni è stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Vicenza nel 2018. Ora, con questa ricerca coordinata dal professore di statistica medica Annibale Biggeri dell'Università di Padova, per la prima volta è stata dimostrata un'associazione causale tra l'esposizione ai PFAS e un rischio elevato di morte per malattie cardiovascolari e tumorali maligne, tra cui il cancro del rene ai testicoli, e a essere più colpiti sono le fasce giovanili. Sono 350.000 gli abitanti delle province di Vicenza, Padova e Verona esposti al rischio PFAS. Il dato preoccupante che ha portato alla luce questa indagine dell'Università di Padova è che il rischio di insorgenza di malattie tumorali aumenta al diminuire dell'età, dunque la popolazione più giovane, quella esposta ai PFAS già dall'infanzia, è quella che sta pagando e che pagherà il prezzo più alto. Professor Carlo Foresta, ci vuole spiegare un attimo i meccanismi attraverso i quali questi prodotti industriali intaccano quella che è la salute dell'uomo e soprattutto che cosa si potrebbe fare? I meccanismi sono diversi a seconda dell'organo che noi consideriamo, quindi non c'è un meccanismo unico, sono di vario ordine e grado. Prendiamo ad esempio il discorso dei decessi per patologie cardiovascolari. Sì. Noi ci siamo interessati di questo fenomeno e cosa abbiamo scoperto? Noi abbiamo scoperto che queste sostanze chimiche si legano fortemente alle piastrine e ne attivano la capacità di aggregazione patologica. Quindi questo stato protrombotico porta sicuramente ad un rischio di patologie vascolari, cardiovascolari, cerebrovascolari, e quindi quando noi abbiamo pubblicato per la prima volta questo meccanismo, e l'abbiamo pubblicato molto tempo prima che si sapesse che le patologie che portano poi a morte sono superiori in questa popolazione, quindi il nostro lavoro di fisiopatologia è precedente a questi dati, noi abbiamo detto subito: state attenti. Abbiamo parlato ai medici, perché se ci sono delle condizioni che già in qualche modo predispongono a patologie cardiovascolari o cerebrovascolari, nei paesi
sottoposti a questo tipo di inquinamento, dobbiamo essere ancora più attenti e prevenire, perché esiste la possibilità di prevenire farmacologicamente queste sostanze, per esempio l'aspirinetta, per esempio gli anticoagulanti. Preveniamo con molta precocità, perché la possibilità che ci sia un fenomeno di questo tipo è molto più elevata. Ecco, volevamo, perché parliamo ai nostri telespettatori, spiegare appunto cosa sono le piastrine, aggiorniamoli un attimo. Le piastrine sono quei frammenti di citoplasma, di cellula, che fanno parte del meccanismo della coagulazione, servono quando esiste... Sono nella circolazione sanguigna e dove c'è una forma di... aggregano per evitare che ci siano delle emorragie. Però qualsiasi attivazione possa avvenire dalle piastrine, perché per esempio i vasi sono turbati da alterazioni di tipo fibrotico o di tipo sclerotico, l'arteriosclerosi turba i vasi, l'endotelio, cioè la parete dei vasi, viene alterata, questa alterazione stimola l'aggregazione delle piastrine che si attivano e formano poi il trombo, e il trombo impedisce poi l'emorragia laddove dovesse esserci un'alterazione di tipo emorragica. È quella aggregazione di piastrine che va a chiudere i vasi sanguigni. Ovviamente il trombo, se viene indotto in modo diciamo non equilibrato, porta alla chiusura del vaso, il sangue non passa più. Ecco che gli infarti, le patologie arteriosclerotico con ictus a livello cerebrale sono più frequenti e diventano fattori di rischio. Ma ci può essere stato, adesso è un po' una domanda intuitiva, ci può essere stata un'aggregazione del Covid con questa diciamo, forma di aggregazione invece delle piastrine? Certamente, perché tutte le situazioni infiammatorie croniche portano ad un'attivazione delle piastrine, quindi se noi aggiungiamo ad un'infiammazione cronica anche un PFAS che per conto suo attiva già le piastrine, i due fenomeni si moltiplicano e quindi danno origine poi alla manifestazione clinica. Grazie. Marina Lecis, allora naturalmente noi siamo sempre in guerra contro l'inquinamento. E cosa si può fare e come ci si può comportare, qual è la sensibilità che ha la politica nei confronti di questo disastro, perché parliamo di una sostanza che resterà per secoli nei territori e quindi bisognerà cercare anche un antidoto non tanto per l'uomo quanto per distruggere questa, diciamo, questa sostanza che ormai ha penetrato tutte le falde. Prego. Certo, allora io mi riallaccio a una tematica, un problema di cui si è parlato pochissimo e da qui ti rispondo carissimo. La contaminazione da FAS dei pompieri, quindi non parliamo solo della popolazione nell'area rossa che è stata monitorata eccetera eccetera, parliamo dei vigili del fuoco, i quali operano da sempre sia in esercitazione e sia in momento diciamo di emergenza, lo sappiamo tutti, con quelle sostanze ignifughe che devono spegnere gli incendi, sostanze ricche di PFAS. Ecco, vi dico questo perché adesso l'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha cominciato a preoccuparsi della salute di questa categoria di operatori. Quindi dobbiamo sempre ragionare non solamente nell'area critica come abbiamo sempre fatto, ma a questo punto ci sono anche delle categorie molto sensibili e a rischio che erano quasi rimaste in silenzio, ma che sono poi i nostri angeli custodi, perché senza i vigili del fuoco noi non possiamo stare. Negli Stati Uniti queste sostanze sono già state bandite, quindi noi arriviamo un po' dopo, sempre, però seguiamo anche gli Stati Uniti quando ci dicono una cosa positiva. Quindi adesso stanno chiedendo di utilizzare per spegnere il fuoco queste sostanze schiumogene prive di PFAS. Perché vi dico questo? Perché noi dovremo andare in tutto il mondo, non solo in Italia, in Veneto, in Italia, in Europa, ma verso lo stop produttivo.
Sì. Mi rendo conto che non è possibile per tutte le cose e non è nell'immediato, però se ci sono altre sostanze che si possono utilizzare al posto dei PFAS e che non hanno lo stesso effetto sulla salute, come il professor Foresta appunto vi dice, vi ha detto, vi racconta, perché no? E questa è l'informazione, essere a conoscenza, essere informati, e dall'altro lato la ricerca, come vi ho sempre detto, che per me è importantissima. Quindi investire sulla ricerca, la politica dovrebbe dare più fondi per la ricerca in modo tale che si cercano altre sostanze che non sono più queste, che ormai sappiamo che effetti fanno nella popolazione e anche appunto, come vi ho detto adesso, nei vigili del fuoco. Certo. Quindi credo di averti risposto portando un'altra problematica. Perché appunto i PFAS poi vengono anche utilizzati in molte altre maniere, per esempio sono stati utilizzati soprattutto all'epoca della conquista dello spazio, perché quando poi diciamo, gli astronauti tornavano sulla Terra, naturalmente l'involucro veniva avvolto dai PFAS perché era contro qualsiasi riscaldamento della capsula spaziale. E naturalmente adesso passiamo al secondo contributo, appunto parlando ulteriormente dei PFAS. Potremo essere liberi dai PFAS solo quando smetteremo di utilizzarli. Un recente report di Greenpeace in Italia ha evidenziato elevatissime concentrazioni di questi inquinanti in Piemonte, dove oltre 100.000 persone potrebbero aver bevuto acqua contaminata da PFOA, una molecola cancerogena per l'uomo. Parliamo di quantità che superano anche i 500 nanogrammi per litro, preoccupante considerato che il limite accettabile stabilito dalle direttive europee è di 100 nanogrammi per litro. Controllare l'acqua certo serve, ma non basta, perché la scienza ha dimostrato che questi cosiddetti inquinanti eterni sono pervasivi nella fauna selvatica e li troviamo anche sui prodotti agricoli. L'unica soluzione quindi è non utilizzarli, soprattutto negli ambiti in cui esistono delle chiare alternative. A inizio aprile la Francia ha vietato la produzione e la vendita di prodotti non essenziali contenenti PFAS. A partire dal 2026 questi inquinanti saranno vietati in vari ambiti, dai cosmetici alla produzione di abiti. La misura segue l'esempio della Danimarca, dove ne è stato bandito l'uso per i contenitori alimentari. In Italia invece ancora non esiste una legge in materia di PFAS, questo nonostante il nostro Paese sia teatro del più grave caso di contaminazione del continente europeo. Sfortunatamente nelle ultime legislature i nostri politici hanno mostrato una certa timidezza nel voler regolamentare questo problema, che travalica peraltro i confini del Veneto ma riguarda in lungo e in largo tutta la nostra penisola. Nel 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto degli standard di qualità ambientale per i 5 PFAS più diffusi nell'ambiente. Attualmente vige anche un decreto del 2023 in attuazione di una direttiva europea che prescrive il rispetto di alcuni parametri specifici per l'acqua potabile, ma certo non basta. Un disegno di legge presentato nel settembre 2021 aveva l'obiettivo di dare vita a un quadro normativo in materia, si risolse in un nulla di fatto, la proposta naufragò inesorabilmente. È certo che l'Italia non può aspettare l'Europa, la nostra politica deve agire subito per fermare un inquinamento destinato a gravare sulla salute dei nostri nipoti. Carlo Foresta, allora quanti tipi di PFAS abbiamo e come ci possiamo difendere? Diciamo, non solo chiaramente bisogna smettere di utilizzarli, ma eventualmente ci sono sostanze che possono anticipare il decadimento di questa sostanza nelle acque piuttosto che nelle falde? Ma ci sono almeno 400 tipi di PFAS, però forse dobbiamo stare attenti a parlare dei tipi di PFAS come se fossero tutti quanti uguali. Ci sono quelli a catena lunga, quelli a catena intermedia, quelli a catena corta, quelli a catena ciclica. E non è detto che tutti quanti abbiano la stessa influenza negativa sul sistema cellulare e in genere sull'uomo. Quindi io credo che sia essenziale studiare queste diverse molecole, perché
Ormai noi non sappiamo come sostituire queste sostanze, non è facile pensare un mondo senza i PFAS o sostanze similari, per cui è illusorio pensare che dall'oggi al domani tutto quanto possa cambiare. Nessuno di noi è pronto a rinunciare a tutte le comodità che provengono dall'utilizzo di queste sostanze, dai cosmetici delle donne alle schiume da barba, ai vestiti, alle automobili. Quindi è facile dire basta, ma è anche, come diceva prima la dottoressa, non bisogna pensare che l'inquinamento sia soltanto l'inquinamento industriale, quello è soltanto una forte esperienza di inquinamento. Ma gli studi che sono stati fatti in genere a livello internazionale sono stati fatti con un inquinamento generico, vale a dire con quello che si assorbe utilizzando tutte quante le strumentazioni, gli abiti e tutto quello che c'è intorno a noi che contiene PFAS. Quindi dobbiamo pensare quindi a che tutti siamo esposti a queste sostanze. Quindi io direi che dobbiamo cercare di capire la differenza che esiste tra le diverse molecole di PFAS e forse soltanto attraverso questi studi, che devono essere fatti prima e non dopo, cioè non è che dobbiamo prima usarli, vedere poi se fanno male e quindi bloccarli dopo. E io attraverso questi tipi di studi immagino che si possa arrivare alla scoperta di sostanze che possono poi essere, come dire, immaginate come di uso continuo. Le faccio un esempio: il PFOA e il PFOS, per esempio, hanno un'emivita che è lunghissima, di anni, di 10-15 anni. Quindi quelle sostanze a catena lunga, una volta che vengono assorbite, rimangono in circolo per tantissimi anni. Peraltro è di questo che noi stiamo studiando adesso il meccanismo per l'eliminazione, ma se vuole ne parliamo dopo. Quelli a catena più corta, per esempio, pare che abbiano un'emivita molto inferiore di giorni. Quindi già il fatto che ci possa essere una differenza dell'emivita di queste sostanze offre qualche momento di riflessione per il cambiamento del tipo di molecola. Ecco, qual è il sistema per identificarli e eventualmente poi testarli anche su animali, per esempio, perché è importante avere una tipologia di una sperimentazione su organismi viventi. Ma certo, ma adesso noi non possiamo immaginare tutta quanta come dire, la metodologia, ma esistono dei sistemi per provare se hanno degli effetti negativi sulla funzione cellulare, sulla vita anche dell'animale. Esistono dei sistemi, non è difficile, è impegnativo, è costoso. Chi lo deve fare? Chi produce la sostanza, oppure deve essere chi dà l'autorizzazione a quella sostanza? Cioè, ma forse conviene fare una legge dove mettiamo una tassa sui PFAS che serva per la ricerca, prego. Ecco, mi pare che sia una bella idea, però sicuramente si può sapere prima, come noi stiamo sapendo dopo cosa ha fatto il PFOA e il PFOS. Quel dopo, se fosse stato anticipato a prima, forse avremmo avuto, come dire, una riduzione significativa delle manifestazioni cliniche. Certo. Dottoressa Lecis, altri esempi di inquinamento che sono emersi in questi anni da questi PFAS, oltre naturalmente alla grande fabbrica che avevamo qui a Vicenza? Sempre nel tema dei PFAS o posso parlare anche anche di altro? Beh, io ci tengo perché mi hanno recentemente contattata per fare una valutazione su un progetto molto grande che è la TAV, che attraversa il primo lotto e anche il secondo lotto, Vicenza, da Verona a Vicenza, attraversa appunto il plume della contaminazione dei PFAS. È proprio di questi giorni che sto cominciando a studiarmi la documentazione e devo dire che c'è un punto che mi preoccupa un pochettino, cioè ci sono alcune interferenze effettivamente perché il plume è abbastanza vasto. Allora, ad esempio, il lotto più piccolo, che è quello di Vicenza, il lotto 1 più breve, c'è stato uno studio che c'è tutto il plume che va da Altavilla fino alla parte, diciamo, del comune di Vicenza, quella sud, ecco, e dove ARPA aveva già studiato le concentrazioni dei parametri che appunto citava il professore prima, quelli a catena lunga.
Vi faccio un esempio, Quindi abbiamo una nella concentrazione... lavorazione, nella costruzione di questa Sì, quindi in delle pratica ferrovie, cosa va a intaccare? Spieghiamo ai nostri telespettatori. Il rischio è quello che si possa intercettare la falda già contaminata e che ci possa essere quindi poi una diffusione. Ecco. Quindi io mi sto studiando le carte e ci sono dei punti appunto critici. A mio avviso, da approfondire, come diceva il professore prima nel suo settore. Meglio correre i ripari prima e quindi magari cercare di studiare un po' meglio e di pensare a come non incorrere insomma in questo rischio, ecco, perché in alcuni punti degli studi ci sono proprio queste evidenze, viene proprio scritto insomma che c'è questo rischio di estensione, quindi della contaminazione, quindi già